L'ipotesi al vaglio del governo di prolungare l'anno scolastico per tutto il mese di giugno sta accendendo la discussione non solo all'interno della stessa scuola, ma anche tra gli operatori del turismo seriamente preoccupati da questa eventualità. Capisco molto bene le difficoltà che i nostri ragazzi hanno avuto in quest'anno così particolare, dice Alberto Maschio, presidente degli albergatori di Jesolo. La scuola sta alla base del nostro futuro e va tutelata in tutti i modi, ma nel farlo, nel riorganizzarla, non dimentichiamoci delle necessità delle imprese, nella fattispecie di quelle che vivono di turismo balneare e che, se venisse confermata l'ipotesi avanzata, si vedrebbero ridotto ulteriormente la stagione già dimezzata a causa del Covid-19, aggiunge Maschio. Lì fa eco il presidente della conferenza dei sindaci del litorale veneto, il primo cittadino di San Michele al Tagliamento, Codognotto. Già la stagione è breve di per sé, e adesso obblighiamo quindi le famiglie a non fare la vacanza nel mese di giugno perché i bambini vanno a scuola, sarà un disastro. La scorsa estate, continua Codognotto, le aziende e gli operatori hanno lavorato al 50%, non riescono più a fare i 6-8 mesi che permetterebbe loro di avere delle protezioni sociali. Se accorciamo ancora la stagione, temo che sarebbe il colpo definitivo per finire in ginocchio. Ma a preoccupare non c'è solo il turismo estivo, quello balneare, è tutto il comparto a risentire della crisi e così il sindaco di San Michele al Tagliamento, in qualità di coordinatore nazionale del G20S, che mette insieme le 26 spiagge più importanti d'Italia, ha scritto una lettera per chiedere maggiore attenzione per il settore. In questo momento sta partendo una lettera alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica e l'ho firmata io. Ho voluto significativamente dare risalto anche al turismo di montagna, perché comprendiamo la grave situazione in cui si trovano, ne siamo assolutamente solidali e abbiamo detto che il comparto turistico è ora che qualcuno se ne faccia carico